Bentornati a Maker Fair Sardinia, il pomeriggio del 2 luglio, siamo qua in diretta dal Museo Archeologico di Olbia e devo ammettere che questo è l'intervento chiave di tutta la fiera. Eh, Ho qui alla mia destra il professor Bachisio Bandinu. Nel 1996, io ero ancora al liceo scientifico, avevo 17-18 anni, il professore italiano ci presentò un libro, questo libro era Lettera a un giovane sardo. Ai tempi eravamo, insomma, dei ragazzi molto giovani, probabilmente l'abbiamo letto ma non abbiamo capito la portata enorme di questo testo. Eh, Quasi 25 anni dopo l'abbiamo riletto organizzando Maker Fair Sardinia e ci siamo accorti che queste parole descrivevano esattamente quello che era il lavoro che stavamo facendo. Siamo qua a Olbia, siamo locali, stiamo creando questo evento, ma siamo anche globali perché Maker Fair Sardinia adesso è su tutti i siti, anche internazionali, vicino a Barcellona, vicino a Parigi, un evento enorme che ci è costato, con piacere posso anche dirlo, 10 mesi di lavoro e che ha questo claim: cittadini del mondo, fabbricatori del luogo. Questo claim è ispirato profondamente al concetto di glocal, che è stato descritto in maniera perfetta da libro Lettera a un giovane sardo di Bachisio Bandino, a cui do la parola manifestando insomma, la mia enorme gioia per averlo qua insieme a noi. Buona intervista. Grazie. Grazie Antonio della bella introduzione ed è vero, abbiamo il momento chiave, il momento topico, come diceva Antonio, di questa Maker Fair Sardinia e professor Bachisio Bandino le chiederei proprio di tornare anche un po' indietro dalle reminiscenze di quel libro sul termine glocal, ma anche sulla sua evoluzione fino ad oggi. Sì, 24 anni fa mi ponevo appunto questo problema, allora non c'era ancora internet, però c'era questo contrasto, questa apparente contraddizione tra un ragazzo del centro Sardegna o comunque un ragazzo sardo che passa per i ciottolati del suo paese e allo stesso tempo a Cagliari con video online si aprivano le strade elettroniche. Allora mi chiedevo qual è il rapporto possibile tra l'acciottolato del proprio paese e questo nuovo orizzonte delle strade elettroniche? Che cosa avviene quando uno vive questi due mondi? C'è il rischio di una chiusura localistica ed è perdente. C'è il rischio di un abbandono gratuito alla modernizzazione senza consapevolezza ed è perdente. Allora il termine glocale rispondeva proprio a questa sintesi felice in un'affermazione, in un enunciato che può essere questo: non si può essere veramente locali se non si è globali. Non si può essere veramente globali se non si è locali. Quindi il cittadino olbiese, per dire ci troviamo ad Olbia, deve essere profondamente olbiese, cioè capire i problemi della città, le risorse, le prospettive, le programmazioni, le produzioni e allo stesso tempo però commisurarle con l'universo in un'apertura totale col mondo. Quindi ogni oggetto, ogni prodotto, ogni prospettiva programmatica deve essere in funzione di un orizzonte più alto, più vasto. Il glocale prende, o dovrebbe prendere, il meglio del locale, cioè quelle istanze più produttive, di maggiore apertura, e il glocale laddove il glocale però non è dispersivo, ma è rispondente alle necessità del luogo. Oggi lo sviluppo in Sardegna si pone in questi termini: come elaborare risorse sarde che facciano i conti con la realtà globale. Quindi come essere localmente produttivi, capaci di questa connessione tra la realtà locale e la realtà globale. E secondo lei oggi ci si riesce a fare in questo modo, a muoversi in questo modo? Quindi dalla Sardegna, abbiamo incontrato e stiamo incontrando molte eccellenze che sono partite realmente, anche come l'ospite che era seduto qua
prima di lei, che sono partite dal loro paese, dal loro posto, ma sono riuscite a diventare delle eccellenze riconosciute oltremare, che è inteso come Italia, ma che è inteso anche come estero, come internazionale. Beh, l'impresa è la scommessa della riuscita. Certo, non è gratuito questo processo di essere autenticamente locali, perché c'è sempre il rischio di una chiusura localistica e c'è sempre il rischio di un abbandono gratuito, senza coscienza critica del fare e del produrre le cose. Però appunto questa è la scommessa. Ora i rischi sono tanti. Per esempio nell'analisi dei 6.000 studenti di un libro che è uscito 3-4 anni fa e che però è stato aggiornato nell'ultima ricerca di Eurispes l'anno scorso, intervistando circa 900 studenti per vedere cosa fosse cambiato in questi ultimi 5-6 anni, e i problemi ancora si pongono in questi termini, che i ragazzi di oggi sono figli dell'immagine, non sono figli della parola. Questo comporta una diversa fenomenologia della percezione, un diverso modo di legare e di connettere le cose, perché il tempo tradizionale era fondato sulla durata, mentre il tempo attuale è fondato sull'istante. Quindi questo comporta uno sradicamento dalla traiettoria così allungata del tempo, la spazialità distesa del tempo. Invece oggi sono una serie di fenomeni, di istanti che hanno una connessione però tra loro, e bisognerebbe osservare questo fenomeno, perché i rischi quali sono? I rischi sono quello di vivere solo in un eterno presente senza connessioni col passato e senza connessioni col futuro. In realtà non si vive il presente, si è vissuti dalle realtà dei grandi network, si è vissuti dal consumismo, si è vissuti dal consumismo merceologico, si è vissuti, non si vive, cioè si è passivi. Se invece questi istanti fossero vissuti realmente, cioè consapevolmente, io direi che la modernità bisogna che tenga conto di questa realtà. Non bisogna proiettarsi nel passato e dire vogliamo la durata. No, la durata non c'è più. Lo stesso linguaggio oggi non è più un linguaggio narrativo che è fondato sulla durata, un romanzo, una poesia. È fatta di connessioni istantanee, i montaggi di Instagram non sono più i montaggi tradizionali filmici del passato. Quindi bisogna che ci rendiamo conto che questa realtà va affrontata. Non va riformulato un discorso passatista contro la modernizzazione. La modernizzazione va vissuta nei termini certo di una coscienza, di un'autocoscienza. Anche il linguaggio dei ragazzi è un linguaggio frantumato. Il periodo non è mai elaborato, compiuto e terminato, non ha più la procedura tradizionale. Anche la lezione dell'insegnante non deve avere più il concetto tradizionale di durata, ma va vista in una rispondenza alla nuova capacità che il ragazzo ha nel tempo vissuto attuale di cogliere per meccanismi associativi immediati e per connessioni nuove che richiedono poco tempo, perché non c'è tempo, in quanto le generazioni ora sono troppo frequenti. Io ho notato che la ricerca del 14, 15, 16 e la ricerca del 21-22 nei ragazzi già abbiamo fenomeni di diversificazione, perché per esempio, non so, prima Facebook aveva il 90%, adesso ha il 3%, e Instagram e TikTok, quindi abbiamo cioè un cambiamento velocissimo delle generazioni. La generazione di fratelli di 18 anni e del fratello di 13 anni segna già una differenza delle scelte e una velocizzazione dei processi cognitivi e associativi che appunto fanno parte del ritmo del tempo attuale. Non c'è più tempo per un tempo spaziale, per un tempo disteso, e non c'è più tempo per uno spazio esclusivamente locale, metrico, tattile, ottico, va invece visto in una nuova visione, che è appunto una nuova fenomenologia della percezione e delle sintesi delle cose. Professor Bandino, tra i tanti input che ha dato in questa risposta ha affrontato subito il tema della temporalità. Temporalità importante perché si parla di un approccio che viene fatto dalle generazioni di oggi che non ha senso diacronico, è un approccio sicuramente basato solo
sul contemporaneo, sull'attuale, sul presente. Io le chiederei a questo punto, anche citando lei stessa, in lettera a un giovane sardo sempre connesso, io anche per motivi anagrafici sono arrivato dopo, sono arrivato al giovane sardo connesso. Questo era il suo studio nel triennio 2014-2017 e in questo breve passo che le sottopongo riuniva un po' quelle che erano le risposte scettiche dei giovani riguardo le critiche a internet. Loro cercavano in qualche modo di difenderla, era un'apologia alla rete e leggo proprio il sunto delle loro parole rivolte agli adulti, all'altro inteso come l'adulto. State cercando di controllare la rete perché ne avete paura, perché rende inutile il vostro potere. E così state gettando allarme sui pericoli di internet per poter imbavagliare la nostra libertà e tarpare la nostra creatività. Il potere ci ha sempre rubato tempo, internet ce lo restituisce. Dite sempre che noi giovani siamo il futuro della società per collocarci, poi dentro le vostre strutture di dominio e renderci complici. Noi non siamo il futuro, siamo il presente e il futuro lo sperimentiamo nell'attività e nella progettualità tecnologica, la nostra economia e la nostra cultura. Ora noi sentiamo di essere presenti, di essere al mondo, il tempo è nostro, la nostra narrazione è nel web e nella vita. Fate pure ricerche per sistemare le cose secondo i vostri codici, la nostra ricerca è nel navigare, nell'incontro col mondo. Cosa risponderebbe un giovane? Io sono assolutamente d'accordo con i ragazzi, sono assolutamente d'accordo, con una interrogazione che rivolgo a loro. C'è coscienza di questo procedere? Se c'è coscienza a me va bene. Io accetto qualunque rivoluzione, anzi la voglio questa rivoluzione, accentuandola, purché ci sia una autocoscienza del camminare, del navigare. Se uno naviga alla deriva, sbatte sugli scogli o si perde nel mare immenso. Quindi viva la navigazione, viva internet, viva questa apertura nuova. Però tu come ti situi rispetto a questo nuovo modo di comunicare? Ne sei protagonista o ne sei vittima? Perché è qui che si gioca il rischio. Spesso io ho notato, osservandole e parlandoci a lungo, anche dopo l'intervista con i ragazzi, con gli insegnanti, risulta che molti sono vittime, cioè credono gratuitamente in questo navigare, in questo abbandono gratuito alle nuove tecnologie senza che ci sia un rapporto costruttivo con esse e addirittura sottovalutandole. Perché invece io credo che le nuove tecnologie non siano abusate, ma poco usate in senso positivo. Cioè le nuove tecnologie, internet, non è sfruttato per quello che vale. Quindi non si può porre un atteggiamento contro internet, ma contro un internet non vissuto coscientemente e invece gratuitamente abbandonati a quella che è un'eterodirezione. Per cui io non è vero che sono in internet, io sono smarrito nell'infinito mondo internetiano, ma non sono nessuno, non conto, non ci sono, non mi situo. Se invece io mi situo e mi sforzo di avere un mio linguaggio comunicativo con lo strumento e con questa opportunità immensa che mi offrono le nuove tecnologie, allora ben volentieri tu sei dinamico, attivo, operativo, sei un soggetto, non un oggetto di queste nuove tecnologie. La scommessa è sempre sulla soggettività. Come ti poni di fronte a? Chi sei? Come stai procedendo? Con quali effetti, con quali risultati? Li traduci in un arricchimento progressivo della tua interiorità, della tua cultura, del tuo sapere, della tua spiritualità, oserei dire? Allora va bene, viva internet. Se invece tu sei vittima di un gioco a te enormemente superiore, che tu non riesci minimamente a, non dico a dominare, ma neppure a crearti piccoli spazi di libertà, e allora internet ti domina, tu non procedi, non sfrutti positivamente internet, sei una vittima. Come diventare protagonista? Come diventare protagonista adesso ci aiuterà a cercare questa risposta e ci pensa anche, sono sicuro che lo abbia fatto in realtà ascoltando le risposte dei ragazzi, che ci troviamo ormai con delle generazioni nate attorno al 2010 che sono abituate a un linguaggio che noi chiamiamo nuovo linguaggio, ma che per loro è semplicemente il linguaggio dove sono cresciuti. Quindi forse
sono soggetti della vita, sono soggetti anzi alla vita intesa senza la divisione tra virtuale e reale, semplicemente non trovano uno spazio. Per la nuovissima generazione, e si è visto anche interrogando, dando un questionario agli studenti delle scuole medie superiori, quindi dai 14 a 18, fatta da Eurispes ultimamente, che ho curato io, in un raffronto anche col libro mio di 3-4 anni fa, risulta questo rischio, cioè i ragazzi sono immersi. Questa immersione cosa vuol dire? Io mi immergo in uno spazio liquido. Sono un nuotatore o sono preso dalla corrente? Il discorso ritorna sempre alla, non dico di essere padroni del linguaggio, non si è mai padroni del linguaggio, però io riesco a circoscrivere spazi miei di libertà, di relazione, come dire, e di arricchimento con lo strumento. Quindi i linguaggi sono linguaggi autentici, tuoi, elaborati in comunicazione di te con te stesso, in comunicazioni io tu, io egli, o sei vittima di linguaggi che ti dominano e ti conducono e tu sei in balia di questi linguaggi, parli o sei parlato. Questo ritorna sempre in me, questa elaborazione del rischio, dell'impresa, dell'avventura e della riuscita. Bisogna credere nella riuscita e bisogna approntare nuovi linguaggi scolastici, nuovi linguaggi professionali, nuovi linguaggi comunicativi che elaborino questa positività internetiana e che rimedino ai drammi che sono quelli del cyberbullismo, delle fake, delle false notizie, di una serie di drammi che stiamo vivendo, dei suicidi addirittura a causa dei social e della denigrazione, dell'esposizione e della segretezza di un adolescente, di una ragazza che si vede dispersa in questo universo e che pone fine alla sua vita. Sono dei drammi che derivano appunto da un utilizzo non positivo di Internet. Internet per se stesso, bisogna interrogarsi, ha una dimensione fortemente positiva e una negativa. Come la elaboriamo questa? Come procediamo in un'educazione digitale? Questa è la scommessa. Quale educazione digitale? Oggi la scuola fa educazione digitale, la comunità, la società, tutto ciò che ci circonda è nella direzione di una formazione digitale, scuola propria e scuola impropria? E non mi pare, questo è il punto. Perché se uno non ha un'educazione digitale, da bambino è vittima di un gioco che non riesce, già dai cartoni animati, già dai processi dei giochi, che secondo me sono fortemente costruttivi e positivi, però se orientati e pertinenti a un rapporto dell'età evolutiva, cioè ad una piccola forma di coscienza delle cose già dall'infanzia. Altrimenti noi veniamo abbindolati da un processo linguistico esistenziale, direi, che non riusciamo minimamente a dominare, che non riusciamo neppure a inserirci in quel contesto con minima tensione nostra di autonomia. E mi viene in mente, ha citato la parola spesso in questo suo intervento, il linguaggio. Spesso è la lingua che fa la società e le chiedo in questo particolare caso, mi viene in mente anzi una lettura recente di Paul Valéry che agli inizi del Novecento in uno dei suoi scritti si interrogava su quale potesse essere il futuro del linguaggio perché leggeva le poesie a lui contemporanee e le paragonava a Baudelaire, diceva no, ma in questo modo il francese sta andando in decadimento. Ecco, forse se Valéry esistesse oggi, se vivesse oggi, si strapperebbe sicuramente i capelli. Quindi in questo le chiedo, nella frammentazione del linguaggio che si è indissolubilmente abbreviato, sintetizzato, grazie all'avvento, o per colpa, all'avvento di internet, dei social, della fruizione dei social che si fa, dei social, e lì in questo frangente il linguaggio lo vede antropologicamente come un nuovo linguaggio che può nascere o è semplicemente il decadimento della nostra lingua? È il decadimento di linguaggi tradizionali, ma è necessario questo passaggio. Quindi per me i nuovi linguaggi
non sono, sono decaduti rispetto al tradizionale, ma ben venga. Il problema è che questi nuovi linguaggi sono soggettivamente prodotti. Valéry ha destabilizzato i linguaggi tradizionali, non so, di un modo di narrare di Victor Hugo, per esempio. L'ha destrutturato in forme, come dire, elementari, attraverso montaggi poetici che sono dei flash immaginifici. E tutto il simbolismo francese, da Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, ha creato questa rottura del meccanismo tradizionale linguistico, della poesia e della prosa francese. Quindi nel loro tempo sono stati rivoluzionari. Ora i ragazzi hanno i nuovi loro linguaggi. La domanda è sempre quella: questi nuovi linguaggi sono elaborazione dove c'è almeno una parte di autoconsapevolezza? O sono subiti questi nuovi linguaggi, imposti dalle nuove tecnologie della comunicazione, cioè dai 5 grandi fratelli o dalle 5 grandi sorelle di Amazon, Apple, Google, Facebook e Microsoft, che producono tutto, producono linguaggi e merce che cammina attraverso, linguaggio che cammina attraverso la merce, e linguaggio che cammina attraverso le immagini, e linguaggio che cammina attraverso le parole. Loro sono i produttori veri di linguaggi. Come ci poniamo noi davanti a questi linguaggi? Qual è la nostra parte di coscienza, di interrogazione? O la subiamo totalmente? Perché il rischio c'è. Siccome loro producono tutti i nostri saperi, ditemi un sapere che non venga oggi da queste 5 grandi potenze, che sono più potenti dei singoli stati. Allora, che meccanismi di educazione noi produciamo per porci in maniera critica di fronte a questi produttori del sapere, produttori di merci, produttori di senso? E se noi siamo disarmati e non abbiamo nessuna educazione in questa prospettiva, non vi dubbio che noi veniamo annullati completamente e corriamo trasportati lungo itinerari che non sono nostri e che ci sembrano nostri, e siamo contenti di correre lungo questi corridoi che invece sono prodotti da questi grandi network. Le è mai venuto il dubbio anche che un meccanismo, una trasformazione di questo tipo purtroppo non abbia neanche alla radice, da parte di chi la subisce, da parte della nuova generazione, una motivazione tanto profonda, ma sia semplicemente frutto della facilizzazione, della semplificazione? Cioè si va verso qualcosa che è più semplice da recepire e che è più facile poi da poter trasmettere. Sì, però su questa semplificazione un po', secondo me, non mi pare del tutto corretto. Leggo, no, nelle volte questa semplificazione del mondo contemporaneo. Questa semplificazione del mondo contemporaneo viene da una complessità. Bisogna stare attenti, cioè non è una semplificazione coi naif, no, semplicistica, fanciullesca, l'uso in senso negativo. No, sono semplificazioni che derivano da situazioni complesse, quindi bisogna capire quella complessità. Prendiamo una pubblicità e noi la vediamo, manifesta e promuove un prodotto e vediamo che è di una semplicità banale. Quasi quasi ci sembra una semplificazione da nulla, ma niente affatto. C'è una complessità che ci costringe in qualche modo a comprare l'oggetto. Mi ricordo che rapporto c'è tra un cavallo che corre lungo una spiaggia, con un paesaggio meraviglioso di una costa sarda, con ginepri che crescono sulla sabbia, con un mare turchese, con un mare smeraldo, con un orizzonte di una limpidezza totale. Un cavallo che è l'immagine più bella e più armonica di tutto il mondo animale e umano, per così dire. E uno rimane talmente incantato che abbraccia questa immagine e subito c'è felce azzurra Paglieri, il prodotto da comprare. Tu compri il prodotto perché sei orientato, determinato, invogliato da quelle immagini di bellezza del cavallo e del paesaggio. Non ti presenta mai un prodotto col professore universitario che ti dice usa questo prodotto perché è un prodotto serio. No, sono state fatte queste esperienze e questo prodotto non è andato avanti.
perché non è razionale, è irrazionale, è subliminale la nostra convinzione di comprare quel prodotto. Viene attraverso un meccanismo interiorizzato, subliminale. Noi non abbiamo piena coscienza. Per cui la nostra condizione è a rischio, non vi dubbio, se noi non abbiamo sviluppato un'educazione all'immagine, un'educazione alle nuove tecnologie e una coscienza che dobbiamo fare fronte con nostri linguaggi locali a questi linguaggi universali, totalmente globali. No, dobbiamo glocalizzarli, nel senso di dargli forma, aspetto e spirito e corpo localmente, per cui noi sardi abbiamo una nostra cultura in elaborazione e che deve essere fortemente elaborata, e però noi sardi filtriamo il mondo globale e lo facciamo locale, cioè con una parte nostra e con un apprendimento e accettazione di esperienze e suggestioni esterne, perché è così avviene il globale. Il globale è sempre costruttivo, mentre è negativo il locale per se stesso e il globale universale, presunto, teorico, dominante per se stesso, che è sempre colonialista, perché questi 5 grandi network colonizzano il mondo. Se non c'è una risposta globale, assolutamente noi veniamo eterodiretti completamente in tutti i sensi, anche se crediamo illusoriamente che invece noi scegliamo. Ma che cosa scegli se non quello che ti propongono loro? Che cosa scegli di tuo veramente? Nulla. E allora ecco l'eterodirezione. Parla di società globalizzata, parla di società effettivamente, in queste ultimissime parole, che crede di essere in qualche modo collegata con tutto, col mondo, ma a volte non è proprio così. Ne parlavamo prima dell'intervista, gliene vorrei parlare attraverso le parole di Byung-Chul Han, un filosofo contemporaneo tedesco che potrebbe essere paragonabile un po' a Giorgio Agamben per le teorie che ha sul mondo contemporaneo, e quindi le chiedevo proprio prima e glielo chiedo anche ora, su questo tipo di società, attraverso la riflessione che ora le leggerò, che è trasparente. Ciò non vuol dire però che sia vera, che sia reale, ma trasparente in quanto nuda, una società che sicuramente cede il passo ai big data, come li chiama Byung-Chul Han. Io adesso le chiedo, le leggo questa mezza paginetta e le chiedo un commento a riguardo. La trasparenza non rende liberi gli esseri umani, ma solo i dati e le informazioni. È un'efficiente forma di dominio in cui la comunicazione totale e la sorveglianza totale finiscono per coincidere, e questo dominio si spaccia per libertà. Big Data produce un sapere dominante che rende possibile l'accesso nella psiche umana allo scopo di influenzarla. Visto così, l'imperativo dataista della trasparenza non è il proseguo dell'illuminismo, bensì la sua fine. La coazione a produrre distrugge lo spazio del gioco e della narrazione, parlava anche lei prima. Il lavoro di calcolo degli algoritmi non è narrativo, bensì meramente additivo, per cui si lascia accelerare a piacere. Il pensiero invece non consente alcuna accelerazione, le teorie recano sempre un carattere narrativo. Gli algoritmi contano ma non raccontano. Il passaggio dal mito al dataismo e il passaggio dal racconto al conteggio. Si ritrova? Ma questa scrittura che ho ascoltato risponde a una tradizione che parte dagli anni 30-40 con la scuola di Francoforte, Horkheimer e Adorno. Hanno elaborato questo concetto di che la modernizzazione ha prodotto la disumanizzazione, e quindi questo filone è stato rinforzato sino ai nostri giorni ed è dominante, ed è soprattutto quello dei filosofi, anche dei filosofi italiani, che appunto dicono che così in questo processo di big data, di robotizzazione, viene persa l'humanitas. Ora qui bisogna stare attenti, io non condivido totalmente questa preoccupazione, cioè lo vedo come problema da affrontare, certamente, ma mi pare che sia troppo teso verso un processo di conservazione di alcuni modelli di parametri filosofici tradizionali e di concezione linguistica tradizionale,
È inutile pensare che oggi il linguaggio debba essere un linguaggio narrativamente esteso. Non è possibile, non ce lo consente il ritmo del tempo, perché noi nell'esperienza quotidiana veniamo colpiti continuamente da flash, continuamente da immagini, computer, televisione. Dovunque andiamo, andate giù a osservare questa meravigliosa mostra, noi siamo, come dire, sollecitati continuamente da ritmi temporali scanditi secondo attimi. E voi volete propormi, cari filosofi tradizionalisti, volete propormi nuovamente, no, torniamo alla durata, ma è nella logica delle cose questa, non possiamo tornare alla durata. Quindi anche il pensiero deve allenarsi con soggettività e con coscienza, questo è il punto, ma deve allenarsi ad un ritmo di una nuova narrazione, che sì è sempre narrazione, ma è una narrazione abbreviata, ellittica, è l'ellissi nelle formule, come dire, della retorica. L'ellissi, che noi sardi siamo maestri dell'ellissi, perché su vai dare in suspu in Sardegna, è il parlare per accenni, per sottintesi, e tu devi capire. E quindi è un linguaggio dove tu devi capire le abbreviazioni. E i ragazzi sono velocissimi nel vedere, per esempio, delle immagini in successione, senza scrittura, e capiscono la fenomenologia dell'avvenimento e il processo narrativo. E io ho difficoltà a capirlo. Mia nipotina invece lo legge nel senso delle immagini, fa una lettura e capisce cosa sta avvenendo. Io invece non capisco bene perché sono figlio della parola. Quindi è un altro tipo di percezione, un altro tipo di intelligere le cose, un altro tipo di seguire, di comprendere le connessioni. Oggi sono connessioni abbreviate, veloci. Non posso tornare a connessioni tradizionali. Il problema che pongono loro, e qui sono dalla loro parte, un momento, però bisogna che questo non avvenga senza coscienza alcuna, vittime di un processo trasformativo del grande potere della comunicazione, dei grandi network, e noi siamo assolutamente vittime. Qui hanno ragione di allarmarsi. Allora la domanda va posta non in senso di positivo o negativo, ma che fare affinché il negativo non accada o accada meno violentemente e il positivo venga elaborato? Allora io sono stufo di leggere contro e pro. A che mi serve questa presunta dialettica del a favore e contrari? E così ci si ferma a una polemica fatua che non produce nulla. Invece la domanda è: che fare affinché la tradizione e la modernità, il locale e il globale diventino glocale? Questo è il punto di fondo. Professor Bachiso Bandino, le faccio un'ultima domanda, che forse è anche un po' una provocazione o comunque è uno spunto per ragionare anche su quello che è il senso del Maker Faire Sardinia. Oggi è possibile forse immaginare che la distanza fisica, la distanza geografica, ed è un tema molto caro su cui discutiamo proprio noi isolani, noi sardi, sia stata superata da una differenza generazionale che oggi conta di più? Ma questo problema per noi sardi dello spazio e del tempo è molto importante, perché siamo un'isola. Ora, quando si dice che lo spazio oggi non esiste più, perché io posso trasportare 2 miliardi di sterline da Olbia a Tokyo con un pulsante. Fatta, l'operazione fatta. Dov'è lo spazio? Annullato. Dov'è il tempo? Annullato. Da un clic. Ora, questo rapporto bisogna stare attenti. È vero che lo spazio è stato già annullato prima. Il denaro è temporale, non è spaziale. Internet, la televisione stessa, mi fa vedere in questo momento cosa sta accadendo in Cina, nel momento, all'istante, in contemporanea. Dov'è lo spazio? E dov'è il tempo? Non c'è né spazialità né temporalità, c'è l'attimo. Ora, questo ci porta a vivere questa realtà, ma allo stesso tempo stare attenti, perché poi noi sardi però nella realtà uno sciopero degli aerei e delle navi ci dice che invece lo spazio c'è. Allora un momento, bisogna contemperare le due cose, cioè bisogna capire che per certi fenomeni e per certe attività di
informazione, lo spazio e il tempo sono simultanei. Però bisogna anche capire che non è vero, perché il mio corpo è situato qui ad Olbia, in uno spazio geografico preciso, c'è una materialità del corpo che è materia, che quindi non può essere trasportato così per onde, è annullato nella sua costituzione, è trasportato e ridefinito a Tokyo. Può darsi che si arrivi a questo un domani. Allora bisogna stare attenti a non credere neppure in questi inganni. Noi sardi siamo in un'isola, siamo determinati spazialmente e temporalmente, secondo logiche nostre. Ben venga tutto il mondo dei nuovi tempi e dei nuovi spazi, ben venga anche l'annullamento di spazialità e di temporalità, però non in senso assoluto, commisurato alla realtà effettuale della gente che vi abita. E quindi tu, Sardegna, mi devi offrire risorse di intellettuali, economiche, sociali, culturali, rispondenti alla globalizzazione e alla modernizzazione. Non è solo che io devo andare a Tokyo, devo andare a Los Angeles, anche perché l'uscire è sempre apertura, però anche in loco mi devi dare gli strumenti e fare una politica che mi permetta di essere alla pari a livello di produzione e di esercizio del vivere come tanti altri. Se invece mi relego in una periferia dell'impero e mi crea ancora il rapporto tra centro e periferia, non va bene. Abbiamo detto che non c'è più centro e che non c'è più periferia, che siamo in una forma multicentrica oppure poliperiferica. Sì, a parole, però in realtà non è così, perché multicentrica com'è? E no, la Sardegna avverte che il centro è Roma in politica e non è Cagliari, e per esempio non è Olbia o non è Biti il mio paese. Quindi vedi che il discorso è rischioso, bisogna applicare il glocale. E il glocale ci dice quanto mi dai di universale, di globale e quanto mi dai di locale in un contemperarsi propositivo e positivo dei due termini. E chiudiamo con questa domanda. Grazie al professor Bachisio Bambini. Grazie a voi. Antropologo, studioso, scrittore e giornalista. Grazie. Grazie davvero. Grazie a voi. Per questa bellissima chiacchierata. La Maker Faire Sardinia continua stasera con i contenuti social, li potrete vedere, e continua domani che è l'ultima giornata della fiera, imperdibile. Buona serata.